Una donna di 50 anni, AC, che soffriva di disturbi psichici, si è suicidata ieri sera lanciandosi dal balcone di casa sua a Catanzaro. A niente è servito il cuscino di atterraggio predisposto dai vigili del fuoco per evitare il peggio. La donna si è lanciata dall'angolo del balcone finendo sull'asfalto, portata d'urgenza in ospedale e poi deceduta per le gravi ferite riportate. Si è svolto oggi a Catanzaro un incontro promosso dall'università sul tema La chimica della vita da alimenti funzionali a principi attivi. L'iniziativa nasce in occasione delle celebrazioni dell'Anno internazionale della chimica proclamato nel 2011 dalle organizzazioni internazionali UNESCO e UPAC. I lavori del convegno sono stati aperti oggi e si concluderanno domani. La giornata odierna è stata dedicata alla divulgazione verso giovani studenti delle scuole superiori per una chimica rappresentativa del territorio calabrese. Dal 10 ottobre prossimo anche a Cosenza prenderà il via la raccolta differenziata. Il progetto è stato presentato dal sindaco Mario Chiuto. Dopo analisi specifiche sull'utenza e sulla densità demografica delle varie aree, per l'avvio del progetto la città è stata suddivisa in 3 diverse zone. Si comincerà con il porta a porta nella zona rossa, con la raccolta stradale intensiva nella zona arancione e con il sistema di raccolta differenziata stradale estensiva nell'area gialla. Anche quest'anno, nel giorno della ricorrenza di San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato, è stata celebrata una Santa Messa nelle principali città calabresi. La cerimonia in onore del patrono è stata celebrata a Catanzaro, officiata dall'arcivescovo Bertolone, a Reggio Calabria con Monsignor Mondello, a Crotone col vescovo Graziani, alla presenza delle più alte autorità civili e militari locali, dei rappresentanti della Polizia di Stato e della cittadinanza, consegnati i premi e aperte al pubblico le questure.